Conferenza stampa ieri sera nella saletta del Palladiana di Milazzo del Comitato dei Cittadini Aria Pulita, dei Verdi e del Partito Comunista dei Lavoratori. Durante l'incontro si è parlato del terzo impianto ad idrogeno attivato recentemente alla raffineria di Milazzo. Giuseppe Marano, consigliere comunale dei Verdi, ha preannunciato che sull'argomento sarà presentata un'interrogazione al sindaco e per conoscenza a 4 procure per sapere se l'amministrazione abbia adottato le misure e prescrizioni atte a prevenire o impedire il pericolo o il danno per la salute pubblica, alla luce anche del voto contrario espresso sull'attivazione del nuovo impianto da parte di uno dei componenti del Comitato Tecnico Regionale. Forse la popolazione non sa che è stato attivato un terzo impianto idrogeno all'interno di questo stabilimento nel silenzio complessivo sia della politica che sia di tutte quante le figure istituzionali della provincia di Messina e quindi della provincia, della prefettura, della protezione civile e quant'altro. L'architetto Giuseppe Bonariga in questo verbale, che io ritengo scandaloso e gravissimo, sostiene che è stato, rispetto a un voto unanime da parte di questa commissione, questo componente di Milazzo ha dato invece un voto contrario alla realizzazione e all'attivazione di questo terzo impianto idrogeno, motivando e sostenendo che il livello del rischio già preesistente nel nostro territorio all'interno di questo stabilimento è già di per sé abbastanza alto e che non andava dato l'ok e all'attivazione di questo impianto, il terzo impianto idrogeno, fino a quando la stessa Commissione non avrebbe, esitato il cronoprogramma complessivo a tutto il rapporto di sicurezza datato 2010 all'interno di tutto lo stabilimento. Cioè, in maniera sintetica dico, se prima non è a posto il rapporto di sicurezza di tutto lo stabilimento, non andava dato, e lo dice il componente di Milazzo, l'ok al terzo impianto idrogeno, perché viene innalzato il grado preesistente del livello del rischio. Basta pensare a quello che è accaduto ieri a Priolo. Non so se avete seguito la notizia di Priolo, che è scoppiata, che è esploso un impianto di produzione di benzina. Silvana Giglione, presidente del Comitato Aria Pulita, ha manifestato il proprio disappunto per un impianto che è stato attivato nel silenzio assoluto in una zona definita dal 2002 ad alto rischio di crisi ambientale. È partito il terzo impianto a idrogeno nella raffineria di Milazzo, nel silenzio più totale, nel silenzio totale della politica, quindi dei nostri amministratori, nel silenzio totale delle associazioni ambientaliste, va bene? E non va bene, perché per far partire un impianto così importante, la legge 399/44 obbliga le amministrazioni alla consultazione popolare, cioè è come quello che io vengo da lei e dico: senti, sai, bisogna fare questo, tu cittadino che cosa ne pensi? Il comitato nasce per aiutare i cittadini, per dare voce ai cittadini, perché finora abbiamo subito passivamente. Ora noi abbiamo detto basta.